Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo subito dalla cronaca, il giallo di Ariano nel Polesine, dove una donna è stata uccisa, sembra dal colpo di pistola sparato dal figlio di 8 anni accidentalmente. Questa è la tesi della procura. Un vicino di casa però dice strano perché la pistola era chiusa in un cassetto. Vediamo le ultime dalla nostra redazione di Padova. Valentina Visentin. Mi ha chiamato i bambini, io ero lì in garage, poi mi hanno chiamato loro. Non c'era niente vicino al corpo, c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa quindi? Sì, qua. Giacomo Stella, il vicino di casa della famiglia di Erchia Naui, il giorno dopo la tragedia aveva pronunciato queste parole ai nostri microfoni. Il colpo che ha ferito mortalmente la giovane mamma marocchina è partito da una sua pistola che i figli piccoli della donna avevano trovato nel capanno e che quel giorno avevano deciso di prendere per giocare. Un gioco pericoloso fatto all'insaputa della mamma e dell'anziano vicino che in quel ripostiglio teneva fucili da cacciatore e una pistola, tutto regolarmente detenuto. Un nuovo dolore si aggiunge a questa famiglia distrutta. Per una settimana i bambini di 11 e 8 anni hanno mantenuto il segreto e solo ieri sembra abbiano confessato tutto ai carabinieri. Il colpo è partito accidentalmente mentre il piccolo armeggiava con la pistola. Chi era al telefono ed è crollata a terra. L'ultima nota della procura di Rovigo, che coordina le indagini, parla di omicidio colposo frutto di una condotta accidentale e non intenzionale. Gli investigatori però vogliono accertare anche possibili responsabilità legate alla mancata custodia delle armi e dei proiettili. Come erano custoditi, perché i bambini sono riusciti così facilmente ad accedere al capanno in cui erano riposte, sono tutti interrogativi a cui dovranno rispondere l'anziano e anche il padre dei bambini che al momento della tragedia era al lavoro. L'altra domanda a cui manca una risposta è chi ha portato la pistola del delitto nei campi dopo il ferimento. Sono stati proprio i bambini o qualcuno li ha aiutati nel tentativo di proteggerli? I piccoli dopo il ferimento della mamma avevano chiamato proprio Giacomo Stella, il vicino di casa che era corso subito da loro e aveva chiamato il 118. Erchia in condizioni disperate era stata portata in ospedale dove il giorno dopo è stata dichiarata morta. Oggi pomeriggio alle 15:30 a Sant'Urbano l'ultimo saluto ad Alina Creni-Cean, la mamma di 37 anni morta nell'esplosione della propria villetta in via Gorghi domenica 26 marzo. Il funerale sarà celebrato nella chiesa del piccolo comune della Bassa Padovana. Alina lascia il marito Michelangelo Negrello e i 2 figli di 9 e 3 anni che nell'incendio della loro abitazione erano rimasti leggermente feriti. Intanto proseguono le indagini della Procura di Rovigo che ha aperto un fascicolo per incendio, crollo e omicidio colposo, le ipotesi di reato. La casa era esplosa a causa di una fuga di gas in cucina e ci collegheremo più tardi con Cristian Arboid da Giavera del Montello, dove c'è stato uno spaventoso rogo proprio in un'azienda che produceva un centro logistico. È andata a fuoco tutta l'azienda e sono praticamente andati in fiamme capi di abbigliamento, insomma un'azienda letteralmente distrutta. Sentiremo poi da Cristian Arboit i dettagli e anche l'allarme inquinamento, perché c'è stata una nuvola enorme quindi con la possibilità che ci possano essere stati dei problemi anche da questo punto di vista. Intanto vediamo un paio di titoli dei giornali online. Eccolo qua, mamma e figlio comprano una casa in montagna, l'agente immobiliare chiede 20.000 euro in nero ma spariscono dalla caparra. E poi da Verona, violenza sessuale sull'alunna di 11 anni, maestro elementare a processo. C'è stato un bossolo nella buca delle lettere di un medico di base. La dottoressa denuncia il fatto alle forze dell'ordine e all'ordine dei medici di Vicenza. Dice il presidente dell'ordine Michele Valente, categoria dei medici di base amareggiata da questa escalation di violenza e si appella all'aiuto delle istituzioni. Vediamo.
Camici bianchi bersagliati dalla rabbia dei pazienti che troppo spesso si trasforma in aggressività. Stavolta è capitato ad un medico di base in servizio nel quartiere San Pio X. Una dottoressa che preferisce rimanere anonima ha raccontato di aver trovato il bossolo di un proiettile nella cassetta delle lettere. Minaccia che è stata denunciata alle forze dell'ordine e che viene confermata dal presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza, a cui si è subito rivolta. Dopo i casi del pronto soccorso, un caso eclatante che riguarda la dottoressa che ha trovato nella cassetta della posta riservato alle richieste dei pazienti, alle comunicazioni con i pazienti, un bossolo di proiettile. Naturalmente quando la dottoressa ha aperto la cassetta della posta e ha visto il bossolo è andata nel panico. Un'escalation di violenze e minacce, spiega il presidente, è diventata sempre più preoccupante. Il problema è che al di là di questo fatto, questa è un'escalation che si verifica da un po' di tempo nel nostro territorio, soprattutto nei riguardi della medicina generale, colpisce prevalentemente le giovani dottoresse. Sta di fatto che è una cosa che preoccupa molto, preoccupa noi come ordine, preoccupano i colleghi sono molto arrabbiati, sono molto amareggiati e non vi nascondo per la verità che c'è un buon numero di medici che vuole lasciare. Anche la dottoressa, che ha raccontato di aver ricevuto in passato da parte dei pazienti offesi e addirittura una minaccia di morte, ha manifestato l'intenzione di andarsene. Anche la dottoressa ha manifestato l'intenzione di abbandonare la professione e di andare a lavorare in qualche altra parte come medico o all'estero o da qualche altra parte in modo da levarsi da questa angoscia. Nonostante la tensione in merito al problema sia elevata, l'appello dell'ordine va alle istituzioni. Perché spieghi veramente quali sono le difficoltà operative in cui lavora il medico di famiglia. Controllo dei carabinieri su tutto il territorio dell'Altopiano, ma anche in alcuni comuni della Pedemontana. Vediamo il servizio di Vanessa Banzato. Maxi controlli dei carabinieri di Thiene supportati da 2 pattuglie della Forestale di Roana e Asiago per arginare fenomeni predatori e verificare la gestione del trasporto dei rifiuti e del legname da parte dei privati dopo i numerosi episodi di abbandono sconsiderato riscontrati sul territorio. I posti di controllo si sono concentrati sull'Altopiano, al casello autostradale di Thiene e nei comuni pedemontani tra Breganze e Due Ville. Oltre 40 pattuglie dell'Arma hanno proceduto alla particolare sorveglianza per prevenire i furti sulle auto parcheggiate, che ha portato all'identificazione di 250 persone, di cui una ventina con precedenti di polizia. I carabinieri forestali hanno proceduto invece al controllo delle attività di silvicoltura e trasporto rifiuti, controllando nello specifico una dozzina di camion e tir carichi di tronchi, imballaggi in legno e fanghi di lavorazione. Giallo a Vicenza, dove è stato trovato ferito da un coltello per terra un soldato americano. Vediamo. È giallo sull'episodio di violenza in cui nel weekend sarebbe rimasto coinvolto un militare americano trovato a terra di notte in Viale della Scienza con ferite presumibilmente da arma da taglio. Intervenuti a seguito di una segnalazione i carabinieri della SETAF e il personale del SUEM per soccorrere il ragazzo, che è stato trasportato in ospedale. Indagini in corso per far luce sulla vicenda e ricostruire l'accaduto che si è consumato nella zona di Vicenza Ovest. Il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, nella sua prima settimana santa nella comunità vicentina, ha lanciato un messaggio sull'inquinamento da FAS. Sentiamo cosa ci ha detto. Il nostro territorio è stato ferito da questa vicenda di inquinamento e credo al più presto, come mi hanno rivolto un appello consistente le mamme No FAS, credo sia necessario dare una risposta, anche perché più passa il tempo più il problema dell'inquinamento si può allargare, come è abbastanza attestato, e quindi da parte di tutti, credo insieme alle autorità pubbliche, le realtà delle imprese, anche realtà private, possano dare davvero un contributo per trovare una soluzione che deve essere anche una soluzione a livello legislativo, perché vietare l'utilizzo di queste sostanze è fondamentale sia qui che in Europa come in giro per il mondo. Passiamo alla politica, si continua a parlare dello scontro al fulmicotone in questo studio di Focus 3G tra Roberto Marcato della Lega
e il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo sulle pressioni, dice la Lega, di Fratelli d'Italia per avere un maggiore coinvolgimento, posti in più in regione. Marcato ovviamente ha reagito in maniera molto così dura e lo stesso De Carlo non gliele ha mandate a dire. Vediamo il servizio con la replica, anche il commento di Alberto Stefani. Vediamo. Guardi, io sono impegnato in questi giorni a chiudere le liste, a chiudere i tavoli di trattativa con il centrodestra e con Fratelli d'Italia e quindi non ho tempo per altre questioni. Lo ha sentito Marcato? No, lo sentirò nei prossimi giorni per altre questioni, ma su questo direi che è ora di guardare al 14 aprile, che è il giorno ultimo per depositare le liste, e poi al 14 maggio, che è il giorno per andare a votare. Mancano poco meno di 10 giorni alla chiusura delle liste per 49 comuni del Veneto, tra questi Treviso e Vicenza, e il centrodestra non può permettersi scossoni. Sembra questa la linea del commissario regionale della Lega Alberto Stefani davanti allo scontro che si è consumato in diretta su Focus TG, il programma condotto dal direttore Luigi Baccialli, tra Bulldog Roberto Marcato, assessore della Giunta Zaia, e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Nodo del contendere ancora una volta le frasi roboanti pronunciate a Montorio Veronese da Marcato contro gli alleati, poi confermate nella sostanza nello studio di Baccialli. Tutto questo con replica immediata di De Carlo e relativa bagarre. Io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Io sono votato dai miei... Io credo che i sindaci e gli amministratori siano impegnati in cose molto più importanti, non hanno bisogno sicuramente di queste beghe all'interno della coalizione. Noi siamo impegnati a chiudere le liste, a definire i programmi elettorali, a dare risposte ai cittadini. Ma mentre Stefani invoca una sorta di pax elettorale, l'europarlamentare leghista da Re appoggia nei fatti Marcato. Questa è la temperatura chiaramente della regione del Veneto, dove all'indomani delle politiche si sono visti subito delle candidature o delle autocandidature dallo stesso De Carlo alla Elena Donazan e quant'altro, che si proponevano come i prossimi, il futuro, il dopo Zaia. Ma credo che il dopo Zaia lo decida Zaia a questo punto, cioè non è che a livello nazionale si vincono le elezioni politiche e all'improvviso i voti a caduta sono anche nelle regioni. Casomai andiamo a discutere altre regioni dove Fratelli d'Italia è più forte, sicuramente le regioni del centro o del sud, e gliele diamo tutte, anche una in più se serve, ma non no. toccate il Veneto, questo è il concetto? Il Veneto è dei veneti e della Lega? E della Lega, soprattutto della Liga Veneta. Tra i due alleati, significativa anche per i trascorsi in Lega la posizione di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, fresco di nomina. Sulle regionali dice influiscono gli equilibri nazionali. Quanto a Marcato, tu al bar puoi dire quello che lui ha detto su quel palco con 200 persone davanti, ma su un palco con 200 persone davanti, un'assemblea pubblica, e quindi in un contesto che poi ovviamente viene diffuso, offendere l'alleato Fratelli d'Italia in questo caso in maniera così appunto sbagliata non lo dovrebbe fare nessuno, ma in maggior ragione un assessore regionale, ma nessuno dovrebbe permettersi toni così sguaiati. Toni così sguaiati, ha detto Flavio Tosi. Oggi Roberto Marcato in una intervista ha aggiunto che viene attaccato da coloro che temono che possa diventare il nuovo segretario regionale della Lega. Andiamo in diretta da Cristian Arboit a Giavera del Montello, dove c'è stato un rogo gigantesco. A te la linea, Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in via San Rocco 12 a Cusignana di Giavera del Montello per i fatti che ieri sera vi abbiamo raccontato in diretta. Il rogo, l'incendio scoppiato nella fabbrica che vedete alle mie spalle, la Debbie Line, una fabbrica tessile, un deposito di materiale, un deposito logistico, un'azienda
terzista che tra l'altro è qui sul territorio da parecchi anni, dalla metà degli anni 70 per intenderci. L'allerta è partita poco dopo le 18 di ieri sera, fiamme alte, questa colonna altissima nel cielo visibile a parecchie decine di chilometri di distanza anche dalla provincia di Venezia, decine, centinaia le telefonate ai vigili del fuoco. In tanti hanno chiamato anche le nostre redazioni per chiederci lumi. Inizialmente c'era fortissima preoccupazione. Immediato e tempestivo come sempre l'intervento dei vigili del fuoco, la mobilitazione dei pompieri è stata generale, sono arrivati da tutte le stazioni non solo della Marca Trevigiana. Qui con me per fare il punto della situazione c'è il vicecomandante provinciale di Treviso Giuseppe Quinto. Buongiorno vicecomandante, com'è ora la situazione, come state procedendo? Buongiorno, la situazione adesso fortunatamente ci vede coinvolti solamente nelle indagini. L'incendio l'abbiamo spento, le fiamme sono estinte e quindi stiamo procedendo con le valutazioni per poter capire l'origine dell'evento. Le ipotesi che si fanno sono le più ampie, cioè nel senso che in questo momento non abbiamo ancora elementi per poter escludere né la causa dolosa né l'accidentale o la colposa, per cui stiamo facendo le nostre valutazioni che procederanno anche nelle prossime ore con il prelievo di alcuni campioni e con le indagini di laboratorio per poter capire cosa è successo. Al momento avete trovato qualcosa di sospetto? No, per il momento non abbiamo trovato ancora niente di sospetto, ma questo non vuol dire ancora nulla, perché potremo cominciare ad escludere qualche ipotesi quando avremo le prime risultanze da parte dei laboratori. Ecco direttore, vedi alle mie spalle anche i carabinieri, ovviamente i vigili del fuoco e i carabinieri stanno indagando, nulla è lasciato al caso. Tra l'altro c'è da sottolineare questo, fortunatamente ieri sera poco dopo le 18 questa fabbrica era vuota, i lavoratori avevano diciamo così già staccato il loro turno alle 17:30, questo è un aspetto da sottolineare. Sì, al nostro arrivo qui i lavoratori non ce n'erano e per cui noi ci siamo dovuti preoccupare solamente dei materiali, cioè dello spegnimento dell'incendio, ma non di dover portare in salvo nessuno. Questo chiaramente è un vantaggio che ci ha permesso di concentrarci sul capannone e ci ha permesso anche di evitare che l'incendio si propagasse nella parte che qui vediamo sulla sinistra, perché è rimasta indenne ed è rimasta non toccata dall'incendio, come pure non è stato interessato dall'incendio il piano interrato. Ecco, l'odore è ancora acre, certo non è quello di ieri sera. Cos'è andato a fuoco? L'ARPAV ha effettuato un primo rilievo, però l'esito definitivo arriverà solo nelle prossime ore. Cosa ci può dire in merito a questo? Sì, l'ARPAV è stata chiamata da noi e quindi coinvolta subito nelle ore immediatamente successive al nostro arrivo qui sul posto e quindi anche loro hanno fatto i primi campionamenti, i primi prelievi, dai quali sembrerebbe non essere emerso nulla di particolarmente critico, cioè non ci sono criticità particolari. Valutazioni e risultati più approfonditi, in base a quanto ci dicono, dovrebbero arrivare nelle prossime ore. C'è il rischio di nuovi focolai? State monitorando, immagino? Sì, la nostra presenza qui in questo momento è anche quella, cioè il motivo della nostra presenza è anche questo, nel senso che ci sono dei piccoli focolai da tenere sotto controllo e da spegnere prima che possano diventare più grandi. Grazie Giuseppe Quinto, vicecomandante dei Vigili del Fuoco per la provincia di Treviso. Direttore, ti lascio con queste immagini, quindi con i Vigili del Fuoco pienamente operativi, con i carabinieri che sono stati raggiunti in questo momento anche dagli uomini della polizia locale. Il sindaco di Giavera nella serata di ieri, proprio ai nostri microfoni, aveva invitato la popolazione a tenere chiuse in via precauzionale le finestre. Siamo in attesa appunto degli esiti definitivi
definitivi dell'ARPAV per capire insomma la qualità dell'aria. Da Giavera del Montello con Simone Merlo, direttore, ti restituisco la linea, buon lavoro. Grazie molte a Christian Arboit, al nostro operatore. A volte quando ci sono questi incendi, e sono davvero tanti, l'ipotesi, una delle piste che seguono gli inquirenti è quella del dolo da parte delle mafie che a volte minacciano gli imprenditori, pretendono pagamenti di pizzo o svuotano le loro aziende, a volte le incendiano per ritorsione. Questo succede qui in Veneto e altrove, e a proposito di mafia, ieri il presidente Luca Zaia è andato a testimoniare, chiamato dalla difesa del clan dei Casalesi al processo contro Donadio e gli esponenti del clan dei Casalesi ad Eraclea. È andato a testimoniare nell'aula bunker di Mestre, ha confermato che si sapeva da tempo che c'erano infiltrazioni mafiose in Veneto. Vediamo. Prima eravamo convinti di essere, quantomeno avevamo forse la presunzione di essere indenni da questi fatti. Oggi non abbiamo più questa convinzione, c'è la certezza che abbiamo fatti di infiltrazioni malavitose, mafiose anche nel tessuto del Veneto, ed è giusto evidenziare questo. Il governatore Zaia è stato l'ultimo testimone eccellente nel processo sulla presenza dei Casalesi a Eraclea, oggi pomeriggio nell'aula bunker del Tribunale a Mestre, e in cui la regione si è costituita parte civile. Zaia ha anche detto di non aver mai avuto notizie prima dell'arresto di Donadio a febbraio 2019 della presenza di un'associazione mafiosa o di infiltrazioni mafiose a Eraclea. Ho fatto il mio dovere, la regione si costituisce in questi casi come parte civile, lo abbiamo fatto anche in questo caso e sono venuto a deporre come prevede la legge, come dovrebbe fare qualsiasi cittadino. La regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile. La legge lo prevede e penso che sia un obbligo da parte di noi cittadini, non solo di costituirsi ma anche di denunciare nel momento in cui vediamo che qualcosa non va. Dopo questa testimonianza il dibattimento si chiude. Numerosi gli imputati che in parte hanno patteggiato, altri sono sotto giudizio per giri di appalti poco chiari, favori di varia natura e denaro sconosciuto al fisco. Le indagini avevano portato alla luce, nel febbraio 2019, un sistema di malaffare diffuso e legami tra esponenti della camorra originari della Campania, imprenditori e politici di Eraclea, oltre che bancari, professionisti e componenti delle forze dell'ordine. Per circa 20 anni, come confermato dalla sentenza del rito abbreviato, il clan mafioso aveva gestito i propri affari nella zona, stringendo alleanze con la politica e l'imprenditoria locale. Il boss dell'organizzazione, ora libero, era considerato Luciano Donadio. La Procura di Milano ha emesso un nuovo ordine di esecuzione pena con carcerazione per l'ex terrorista Luigi Bergamini, attualmente in Francia e già condannato per l'omicidio del macellaio Lino Sabadino, ucciso a Santa Maria di Sala nel 79. Per un errato calcolo sulla prescrizione, il nuovo provvedimento aumenta la pena residua di 2 anni, portandola a 18 anni, 11 mesi per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti, del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna tra il 78 e il 79. Bergamini, 74 anni, è uno dei 10 ex terroristi italiani per i quali la Corte di Cassazione francese ha recentemente negato l'estradizione, una decisione indecente, indegna, che tutela questi uomini che hanno le mani che grondano sangue per gli omicidi che hanno commesso. Adesso andiamo in diretta a Romano Dezzelino, dove c'è Monica Smiderle. Dei vandali hanno dato alle fiamme una statua. Sentiamo Monica Smiderle, a te la linea. Buongiorno a tutti, mi trovo a Romano Dezzelino, precisamente sul Colle di Dante. Con me Raffaele Gheno, che è presidente dell'associazione Palladio Floris, e il sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin. Che cosa è successo sul Colle di Dante? Ieri sera sconosciuti hanno incendiato l'installazione che c'era alle mie spalle. Si trattava, presidente, di un leone, perché voi che cosa fate sul Colle? Praticamente noi sul Colle andiamo a ripristinare delle opere d'arte per valorizzare il Colle della Divina Commedia.
Che cosa è successo ieri sera? Verso le ore 19 o 20 più o meno hanno dato fuoco a questa struttura che rappresentava il leone, una delle fiere della Divina Commedia. C'è grande amarezza. Grande amarezza e grande dispiacere di questo. Perché? Perché gente idiota va a passare il tempo, non si sa come, cosa e perché, e va a rovinare un qualcosa di bello. Anche perché dovete sapere che non è la prima volta. No, nel 2019 ci sono stati altri atti vandalici minori di questo. Non riusciamo a capire il perché. Sindaco, lei ha dichiarato subito, li prenderemo, perché insomma è inaccettabile quanto è successo ieri sera nuovamente sul Colle di Dante. Sì, ieri sera questo atto che può essere definita una bravata dai più, però è un atto anche che ha una sua rilevanza, probabilmente anche penale. Quindi con i carabinieri ci siamo subito attivi. Collegamento? Vabbè, succede, è il bello della diretta, anzi diciamo il brutto, c'è un problema sul layout, vediamo se riusciamo a risolverlo. Niente. Allora vediamo, riusciamo a dare un altro servizio, vediamo, appena siamo pronti lo ridiamo. Vediamo ancora dal Gazzettino, intanto nel frattempo altri titoli. È primavera, ma in Veneto torna il grande freddo, a Cortina meno 6,5 gradi, ad Asiago meno 9,4, sulla Marmolada 15,4. E poi abbiamo dato altre notizie, c'è anche, vedremo poi anche il servizio sul Bosco dello Sport, Brugnaro 2 ore dal ministro Fitto per salvare l'opera esclusa dai fondi del PNRR. Come sapete l'Unione Europea ha detto di no a tutto quello che è stato previsto a Tessera, perché i fondi del PNRR, secondo l'Unione Europea, in questo caso non andrebbero utilizzati. Vediamo se abbiamo risolto il problema del nostro layout, altrimenti vediamo altri titoli. Corriere della Sera, Trump a processo, ma dove è finita Melania? Le voci di divorzio dopo l'incriminazione. Una giornata storica ieri con Trump che si è presentato davanti al tribunale di Manhattan per rispondere di 34 capi d'accusa. Vedete qui in questa foto c'è Melania, ma è scomparsa ieri anche quando nottetempo Trump ha parlato dalla sua tenuta in Florida, la moglie non era presente. Allora andiamo a Bassano del Grappa, un servizio di Ferdinando Garavello sul FAI che lancia l'allarme. Sono state salvate quelle opere d'arte all'interno del teatro. Bisogna salvare, ha detto il FAI, le opere d'arte all'interno del teatro Astra. Vediamo. Sono 2 opere particolari, ma che tantissimi bassanesi negli anni scorsi li hanno visti. Eravamo abituati, erano sempre lì appesi. Molti non se li ricorderanno neanche più, però noi come FAI, che questa è la nostra destinazione, abbiamo pensato insomma di mandare questo piccolo messaggio. Chi frequentava l'Astra ai tempi d'oro magari se li ricorda anche il fregio di Danilo Andreose e le maioliche di Luigi Zortea. Tutti gli altri invece potrebbero volerli vedere un giorno, possibilmente dal vero e non in fotografia. Già perché i crolli ripetuti allo stato generale del teatro bassanese hanno portato il FAI a porre l'attenzione sulle opere d'arte presenti nella struttura. Diciamo alla proprietà, per favore, lo stesso occhio di riguardo a tutte e 2 le stesse opere, perché consideriamo queste opere anche di pubblico dominio, nel senso che sono dentro sì in una proprietà privata, ma la destinazione del cinema è pubblico, per cui destinato al popolo da vedere queste opere. Il bassorilievo di Andreose in gesso patinato viene riportato nella pur vasta produzione dell'artista, anche per le sue dimensioni. Dell'opera di Andreose ne hanno già parlato anche la proprietà in questi giorni, perché purtroppo si trova proprio nella parte interessata ai crolli e di conseguenza, essendo anche un'opera enorme, perché quasi 10 metri, pesante eccetera, è facile che possa subire degli infortuni. Di grande importanza anche l'altra opera conservata nel teatro. Ma ce n'è anche un'altra non minore ed è proprio all'entrata del teatro Astra,
Chi l'ha frequentato negli anni in cui era aperto, alla sinistra proprio dell'entrata, sopra il bancone del bar per intenderci, c'è questa bellissima opera di Luigi Zortea, altro grande ceramista e artista bassanese degli anni 50. Questa meraviglia, che rappresenta i 4 elementi, è stata pubblicata anche sulle pagine della prestigiosa rivista Domus, diretta dall'amico e collega di Zortea, Gio Ponti. Agli appelli per salvare l'Astra quindi si aggiungono ora anche quelli per salvare le opere d'arte che custodisce. Ritorna perciò di grande attualità il tema del futuro del grande malato del centro storico di Bassano e la necessità della riapertura del dialogo fra pubblico e privato perché il bene diventi di tutti. Maria Rosa Zanotto, intervistata da Ferdinando Garavello a Bassano del Grappa. Andiamo a Venezia per sentire che cosa è successo ieri. Il sindaco Brugnaro, con un diavolo per cappello, è andato a Roma a battere i pugni per fare in modo che l'Unione Europea possa decidere di tornare indietro sulla decisione di non dare risorse e fondi per il nuovo stadio di Tessera. Sentiamo. Il sindaco Brugnaro si è recato a Roma per incontrare insieme al collega di Firenze Nardella e al presidente dell'ANCI e sindaco di Bari De Caro il ministro per gli affari europei Fitto. La Commissione europea ha chiesto delle ulteriori verifiche, degli ulteriori documenti al governo italiano che il governo italiano sta cercando di predisporre. Li ha chiesti direttamente al governo, non al comune, perché ricordo che i progetti che sono stati presentati sia da Venezia sia da Firenze, e in entrambi i casi riguardiamo interventi legati allo sport. Firenze si tratta della ristrutturazione dello Stadio Franchi, mentre Venezia si tratta del progetto più complessivo del Bosco dello Sport. L'incontro dovrebbe dunque servire a sbrogliare la matassa sempre più complessa dei fondi del PNRR in bilico per finanziare i progetti delle due città. Mentre la premier Meloni rassicura, ma PD e 5 Stelle sollecitano un confronto in Parlamento. Il governo aveva dato l'ok in accordo con la Commissione europea ai progetti ancora un anno fa, quindi insomma pare molto strana anche questa cosa, no? In cui il governo dà l'ok insieme alla Commissione europea ai comuni per i progetti e adesso invece ha chiesto ulteriori modifiche, quindi insomma auspichiamo che tutto si risolva per il meglio e che si proceda quanto prima per utilizzare questi fondi. Dopo Pasqua il ministro si confronterà con gli altri e a fine mese dovrebbe riferire al Parlamento. Ma secondo le opposizioni non c'è nulla da discutere. Brugnaro va a difendere l'indifendibile, scrive in una nota il consigliere Giovanni Andrea Martini. Il Bosco dello Sport, continua, è un'enorme operazione di sovvenzionamento pubblico di interessi privati. Viene facile da pensare che a beneficiarne, si legge ancora, saranno soprattutto i privati che costruiranno le nuove strutture e quelli che li gestiranno. Una follia, conclude. Carenza degli organici nelle sedi INPS di tutto il Veneto e oggi manifestazione dei dipendenti e dei sindacati. Andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin. Abbiamo problemi con l'audio. Valentina, vediamo se riusciamo in regia. Vai Valentina. Niente. Non si sente niente, direi di riprovare. Ecco, adesso sì Valentina, abbi pazienza, non so cosa succede qui oggi. Vai. Dicevamo 4.000 dipendenti che dovrebbero essere assunti nelle varie sedi INPS di tutta Italia. 1.000 vengono destinati a Roma, solo a Roma, mentre per il Veneto 206, molti dei quali hanno già detto che hanno già rinunciato al posto. Qui con me c'è Angela e in sé ci sono 2 dipendenti INPS della Padovano. Angela, proprio qui della sede di Padova, che servizi verrebbero a mancare al cittadino? Un po' tutti i servizi. L'INPS è il più grande ente di previdenza di tutta Europa e noi oltre alla previdenza abbiamo tutto il welfare che ha sostenuto il paese, ricordiamocelo, durante la pandemia. Quindi un po' tutti i servizi che per noi sono fondamentali. Noi abbiamo a cuore la nostra utenza, cioè ognuno è utenza a cui noi teniamo molto.
ENSA Campo San Piero, l'agenzia di Campo San Piero che serve tutta l'Alta Padovana, ci sono anche dei pensionamenti e quindi rischiano anche lì di saltare tanti servizi con un bacino d'utenza ampio. Sì, il bacino d'utenza è 150.000, attualmente siamo stati in 10, adesso è previsto un pensionamento il 1° maggio e il 9, 2 colleghi andranno via con la mobilità nazionale, resteremo in 7 e insomma i servizi con questi numeri non sono più gestibili e neanche garantibili. Bisogna far di più con le assunzioni dal CE. Se non ci sono risposte da Roma, la mobilitazione, annunciano i sindacati, continuerà non solo a Padova ma in tutto il Veneto, e alta è stata l'adesione anche oggi. Come vedete alle mie spalle sono rimasti alcuni dipendenti, un po' per il freddo sono rientrati, ma c'erano tantissimi dipendenti che hanno protestato questa mattina, prima con le assemblee e poi con le bandiere qui all'esterno della sede di Padova, che è la fotografia di quello che sta accadendo in tutto il Veneto. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Valentina, grazie molte, scusate per problemi nell'audio, ma succede durante le dirette. Andiamo a Portogruaro, dove è stato lanciato l'allarme per la siccità che quest'anno potrebbe essere d'estate ancora più grave di quella dell'anno scorso, e quindi si sono riuniti i sindaci del Veneto orientale per fare il punto della situazione. Vediamo. La mancanza d'acqua è una questione sempre più seria. La pochissima pioggia accaduta quest'inverno e nel primo scorcio di primavera prefigura una siccità peggiore di quella già eccezionale che aveva colpito nel 2022. A Portogruaro i 30 sindaci che fanno parte del territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, 1140 km² a ridosso della fascia costiera compresa fra la laguna di Venezia e il Tagliamento, affrontano un tema che richiede politiche di lungo termine. Manca una governance che comprenda un po' tutti gli enti, e di questo parlo le 2 regioni ovviamente, e soprattutto una programmazione che abbia una visione che non sia a oggi, a un anno, a 10 anni, ma a 20, 30, 40, 50 anni. Accanto alla programmazione di interventi a lungo termine, però, occorrono anche azioni immediate. I fiumi e i corsi d'acqua, che concorrono alla gran parte dell'irrigazione delle culture, alla conservazione dell'ambiente e agli usi civili e industriali, sono a livelli preoccupanti. Siamo già partiti a sbarrare, a portare acqua irrigua nei territori, in modo che cominciamo già con un po' più di riserve, approfittando dell'acqua che ancora fluisce nei fiumi, in maniera che non vada completamente dispersa a mare. Ma queste azioni possono protrarsi per 20-30 giorni, quindi ogni 20 giorni ci dovremmo ritrovare a verificare cosa sta succedendo. La collocazione a valle del Veneto orientale poi richiede il rispetto del principio di equa ripartizione delle risorse nell'uso delle acque dei fiumi. Più in generale, la crisi idrica deve essere affrontata nell'ambito di una collaborazione ampia e costante. Faremo un ordine del giorno dei consigli comunali, assolutamente, e manderemo un documento alla Regione chiedendo appunto questo tavolo, e penso che sia la cosa giusta, al di là ovviamente di tutte quelle volontà di l'utilizzo dell'acqua in modo etico, e su questo ovviamente faremo una campagna di sensibilizzazione in tutti i cittadini della Venezia orientale. Purtroppo c'è una forte dispersione di acqua proprio nelle reti idriche per mancata manutenzione, ci sono buchi veri e propri e quindi l'acqua non va a destinazione. È successo a 2 Carrare che sono rimasti a secco gli abitanti di questo paese per la rottura di una condotta dell'acquedotto. 2 Carrare, per ore senza acqua. Ieri pomeriggio, a causa della rottura principale dell'acquedotto di via Conselvana, vicino al ponte di Cagnola, è stata bloccata l'erogazione dell'acqua in tutto il comune. Un guasto che ha provocato disagi e danni alla popolazione, ma soprattutto alle attività produttive. L'acqua è venuta a mancare intorno alle 14:30. Il corretto funzionamento della rete idrica è stato ripristinato solamente in tarda serata. Gli operai di Acque Venete sono riusciti ad applicare un bypass che ha tamponato la rottura della condotta e che ha consentito l'erogazione dell'acqua a bassa pressione nelle abitazioni. I piani alti dei palazzi invece sono ancora senza servizio. Il sindaco Davide Moro ha assicurato che i lavori proseguiranno oggi per riuscire a ristabilire completamente il servizio. Allora vediamo un titolo dai giornali online. Le bollette del gas di marzo in regime di tutela si ridurranno in media del 13,4% rispetto a febbraio. E come sapete anche il settore dei meccanici si prepara all'avvento dal 2023
e 35 dei soli mezzi elettrici o ibridi, perché l'Unione Europea chiede a tutti gli Stati membri di andare con le auto elettriche e di finire con tutti i mezzi a diesel o a benzina. Per questo il gruppo di Confartigianato ha organizzato un seminario informativo con i vigili del fuoco, servizio di Francesca Bozza. Lo stop ai mezzi diesel e benzina dal 2035 deciso dall'Unione Europea condizionerà l'intero comparto dell'automotive, compreso il settore dei meccanici, che si stanno preparando pure sul fronte sicurezza. Nonostante le vetture siano dotate di tecnologia all'avanguardia, dai sensori all'autocontrollo per prevenire eventuali pericoli, spiega il presidente del gruppo Autoriparazione di Confartigianato, Buosi, possono succedere degli imprevisti. Uno dei problemi più grossi è la probabilità di folgorazione sia da parte di chi opera, diciamo così, per andare a fare un intervento, e da parte di chi ha avuto l'incidente, che magari è ancora all'interno della vettura. La seconda probabilità è invece il problema che riguarda l'incendio, perché il problema grosso, soprattutto sulle batterie al litio, è che la batteria, se per caso dovesse essere perforata o avesse dei problemi tecnici all'interno, può innescare, diciamo così, un incendio, ed è un incendio che, anche se gli metti dell'acqua da una serie di cose, è difficile da spegnere. Oltre ai pericoli dovuti agli interventi in strada, vi è un'altra fonte di rischio strettamente legata al lavoro in officina, quella del metano, che viene caricato a bassissime temperature, che però tendono ad aumentare insieme alla pressione quando l'idrocarburo rimane nel serbatoio. Se non viene consumato, una parte può essere dispersa e diventare pericolosa in ambienti chiusi come capannoni. Può creare delle nubi di metano che, se non evaporate o fatte fuoriuscire in maniera tranquilla, possono diventare pericolose. Conoscere i rischi e prendere ogni precauzione diventa dunque prioritario. Per questo il gruppo Autoriparazione di Confartigianato Marca Trevigiana ha rinnovato la collaborazione con i Vigili del Fuoco, protagonisti del seminario Interventi su auto ibride a gas elettriche e sicurezza in officine e sulla strada, durante il quale meccanici e carrozzieri verranno aggiornati sulle nuove normative, ma anche preparati sui comportamenti nelle situazioni di emergenza, sulle tecniche di recupero e sulle buone prassi da adottare in officina. E anche per tutelare le nostre attività, diciamo così, in modo da essere i più bravi possibili. Torniamo adesso a Bassano del Grappa, dove continua lo scontro tra l'ISAC, cioè le case di riposo di Bassano del Grappa, e il Comune. Il Comune ha sfiduciato il CDA, che non ha nessuna intenzione di dimettersi, e su questo i sindacati sono sul sentiero, sul piede di guerra. Sentiamo. Dai, la situazione dell'ISAC di Bassano approda in Canal Grande, lato Palazzo Balbi. Venerdì mattina le sigle sindacali riunite saranno ricevute nella sede del governo regionale dall'assessore veneto alla sanità Manuela Lanzarin. Venerdì mattina incontreremo CGIL e CISL-UIL, compresi i segretari generali, l'assessore alla sanità della regione Veneto, dottoressa Lanzarin. Sul piatto le molte richieste già avanzate dai sindacati, a partire dallo stop al progetto di privatizzazione, passando per le esternalizzazioni, e soprattutto la richiesta di dimissioni del CDA avanzata dalle sigle sindacali, dall'amministrazione comunale e dalla politica bassanese dopo un periodo di tensioni fortissime. Finalmente avremo davanti a noi la persona deputata a prendere decisioni, e speriamo che appunto ascolti e recepisca quello che noi chiediamo da tanto tempo, e cioè la non privatizzazione dell'ISAC, le non esternalizzazioni e la salvaguardia dei dipendenti che attualmente sono in servizio. Le sigle sindacali ribadiscono la necessità di salvaguardare i livelli qualitativi dell'assistenza mantenuti comunque dal personale nonostante le vicissitudini ben note. Al primo posto naturalmente l'assistenza agli ospiti che comunque rimane sempre adeguata. Fin qui la parte che riguarda il pubblico, mentre dal privato, ovvero dal CDA, non sono arrivate novità negli ultimi giorni. Anzi, il presidente Clemente Peserico ha solo confermato la volontà di proseguire con il progetto della nuova ala di residenza Sturm e del percorso di depubblicizzazione. Non è stato comunicato nulla di ufficiale da parte del rimanente CDA, e comunque ribadiamo ancora in questa sede al CDA in carica
no alla privatizzazione dell'ISAC e sì a tutti i punti che abbiamo scritto nel comunicato ufficiale che è stato diramato la scorsa settimana e che è pervenuto anche al CDA. Insomma, il CDA non ha intenzione di dimettersi e sullo scioglimento d'imperio da parte della Regione l'assessore Lanzarin ha fatto sapere a mezzo stampa che la faccenda potrebbe essere piuttosto spinosa. A questo punto sindacati, lavoratori e politica sperano che la riunione di Venezia di venerdì mattina non diventi un buco nell'acqua. Intanto ci sono commenti e reazioni alle pagelle che sono state date alle varie USL della Regione del Veneto. Abbiamo sentito sulla sanità di Vicenza i vicentini. Sentiamo cosa hanno detto a Daniele Garbin. Sanità veneta, vicentina hanno appena dato i voti. Lei che rapporto ha, come la giudica, promossa, bocciata? Io ho un rapporto divergente, però diciamo che funziona, dai. Le volte che c'è stato bisogno si è sempre stati assistiti. Forse ecco, quando si va al pronto soccorso si aspetta un po' troppo. Io devo fare la prostata, mi confido per televisione anche la prostata, e la catarata. Devo andare al CUP, prendere appuntamento. Ho rinunciato, non vado da nessuna parte, quando è arrivata la mia ora sarà quella. Ma perché? Perché appunto ci vuole tempo. Ho avuto un amico che è andato al CUP la settimana scorsa ed ha aspettato non so quanto. Io che non riesco neanche a stare in piedi qua e là, devo mettere giù la macchina. Beh, guardi, io ho avuto appunto poco tempo fa un incidente stradale, però sono stata in ospedale e ho visto che sì, c'è un po' di attesa da fare, però nell'insieme insomma va tutto bene. È vero, la sanità veneta, soprattutto veneta, oltre che italiana, ci sono proprio dati statistici che è scesa di molto. Quando vai in ospedale, te sì, o anche a fare visite qualcosa, te sì un numero, ti manda da un ufficio e altro che partite invece. Io devo solo ringraziare, io mi sono sempre trovata bene, non ho niente da dire. Quindi promosso? Non ho niente da dire, 100%. E mi stanno aiutando tanto, quindi farei solo un peccato se mi pronuncio male. Non saprei, sotto certi aspetti va anche abbastanza bene, è che mancano tanti medici e questo si riflette molto. Gli appuntamenti che si prendono non sono più veloci come erano prima, la disponibilità dei medici e d'altronde posso anche capire che mancando medici, mancando infermieri c'è anche questo problema. Ecco, ma diciamo che comunque siamo ancora a un buon livello. Io la sanità veneta la considero molto bene, con degli ottimi risultati rispetto sia al nord Italia e al sud, non ne parliamo. Quindi su questo siamo fortunati. Certo, per carenza di medici e di infermieri, di corpi sanitari, questo si ripercuote su tutta la cittadinanza. Ma per il momento vorrei dire e lanciare una lancia a favore della nostra sanità. A noi va bene così, anche se carente, ripeto. E ci spostiamo ad Altavilla Vicentina, dove i cantieri della TAV presto metteranno in crisi la viabilità. Ad aprile, verso la fine di aprile, verrà chiuso il cavalcavia di via Paganini. Vediamo il servizio. Il ponte di via Battaglia a Montecchiomaggiore ci è stato detto che sarà riaperto entro fine di aprile, anzi un mese data dall'incontro, quindi dovrebbe essere il 23 aprile. Di conseguenza abbiamo ipotizzato che la chiusura di via Paganini possa essere in conseguenza e quindi il 26 aprile teoricamente. Teoricamente, dice con prudenza il sindaco di Altavilla. Il cantiere della TAV, infatti, che avanza verso il suo comune, sta accumulando ritardi consistenti che stanno facendo slittare in avanti l'esecuzione di alcune opere molto impattanti. I lavori sul cavalco ferrovia di via Paganini, che dovrà essere completamente demolito e rifatto, secondo il cronoprogramma dovevano essere avviati alla fine di gennaio. La data più probabile invece sarà il 20 e il 21 maggio. Il mancato ripristino infatti della viabilità sul ponte Battaglia alle Alti di Montecchio invece induce il sindaco Dalla Pozza ad essere previdente per non isolare il suo comune con la chiusura di importanti arterie stradali. Le ordinanze che sono di nostra competenza non sono ancora firmate e attendiamo ulteriori incontri
che abbiamo a livello tecnico già fissato per domani e anche per giovedì prossimo, e un ulteriore incontro con i vertici, stavolta di Erika 2, che con il Comune di Montecchio stiamo seguendo e sollecitando. Un cantiere molto affollato in questo punto. Da un lato il vecchio cavalcavia verrà smantellato in 4 tronconi e richiederà 2 giorni di stop della viabilità della linea ferroviaria. Sul lato del Milaro, quel lato verso sud, verrà praticamente costruito il nuovo impalcato di 55 metri in acciaio, dopodiché con le gru verrà posizionato. Le lavorazioni per via Paganini prevedono un anno, quindi aprile-maggio del 2024. Tempo di elezioni, giusto? Località turistiche, anche le nostre città affollate durante Pasqua e Pasquetta. Andiamo a Bassano del Grappa, dove ci si prepara a una Pasqua tradizionale con pranzo in famiglia o al ristorante. Vediamo Chiara Gaiani, sentiamo. Cosa fate per Pasqua? Chiedo alla signora. Io vado da mia sorella, mi ha invitato e quindi passo in casa, insomma, in famiglia. Per Pasqua, casa, tranquillo, soldi sempre meno, dunque casa in famiglia. Ha già un menù in mente? No, quello no. Penso a mia sorella, ma a mia mamma. Tutto solito come gli altri giorni. Sì. Lo festeggia con qualcuno? Con i nipoti. Ecco. Sì. Ha già un menù in mente? No, tutto sorpresa. Di Pasqua. Sto a casa. Andiamo a messa. Poi si va al ristorante, si va a mangiare fuori, è normale. Con tutta la famiglia? Con tutta la famiglia. Al ristorante? Tutta la famiglia. In quanti siete? 3, perché gli altri vanno 3. Basta, è già sufficiente. Gli altri viaggiano? Sì. Mangiamo sempre a casa per le feste normali, faccio io da mangiare in casa. L'accento, la tradition non è italiana, da dove arriva? È capitato una, io sono inglese ma vivo qua da quasi 40 anni. Ecco, questa è mia figlia. E allora è nata qua in Vicenza, però vive in Messico. Visto che lei è di origine inglese, c'è qualche piatto della tradizione che ha importato e che di solito prepara per Pasqua? Da Inghilterra faccio tutto all'italiano, tutto 100%. Lavoriamo, abbiamo un ristorante, quindi oggi è martedì, sarà il nostro giorno di riposo, quindi... Tutto esaurito al ristorante? Esattamente, sì, per fortuna sì, siamo felici. Quindi insomma è andata bene quest'anno? Sì, non ci lamentiamo, siamo contenti. Italiani, stranieri? Noi lavoriamo ad Asolo, quindi abbiamo un po' di turismo anche un po' straniero, quindi siamo contenti. Chi sta tornando quest'anno? Qualche americano, abbiamo americani e tedeschi. In regia questa mattina Francesco Ceron con Alberto Pivetta e andiamo a Venezia perché la città, ma anche tutto il litorale veneziano, si preparano all'assalto dei turisti. Vediamo. Dovremmo avere in diretta Ilaria Marchione. Sentiamo. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui alle porte di Venezia che si sta preparando a ricevere migliaia di turisti in vista delle festività pasquali e proprio per questo è stato disposto un dispositivo di controlli interforze da parte del prefetto di Venezia Michele Di Bari, che proprio ieri pomeriggio ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ogni corpo sarà in campo, dalla polizia locale a quella stradale. È proprio pronto questo potenziamento di controlli lungo le arterie principali e anche un'intensificazione delle forze di polizia nelle maggiori località turistiche. Dunque non stiamo parlando solamente di Venezia e del centro storico, ma anche proprio di tutto il litorale, perché sono previsti moltissimi arrivi anche sulle nostre spiagge e proprio per questo i controlli saranno potenziati in vista delle festività pasquali, dunque sia qui a Venezia che lungo
il litorale. Nel corso del comitato sono state date tutte le disposizioni proprio per aumentare i controlli nelle aree della stazione di Mestre e di Venezia e anche però in altre stazioni minori, proprio per contrastare la microcriminalità, i furti, i borseggi, oltre allo spaccio. Ovviamente sappiamo che i furti e borseggi sono sempre in aumento, ovviamente quando ci sono più turisti e dunque proprio in vista di queste festività pasquali. In questo caso, ad esempio, proprio lunedì la Guardia di Finanza, gli agenti della Guardia di Finanza in Borghese hanno fermato un cittadino nordafricano di 22 anni, qui poco distante da Piazzale Roma, ai Giardini Papadopoli. Aveva con sé 84 dosi di cocaina, quindi all'incirca 40 grammi, più altre di hashish. Aveva la droga nascosta ovunque, nella tasca del giubbotto, nelle maniche, addirittura nei pantaloni, e questo, diciamo, è un po' l'inizio di questa intensificazione dei controlli. Come vedete, proprio grazie alle immagini che ci sta mostrando Sandro Ponchio, la città inizia già ad avere i suoi turisti, tante le persone con le valigie, dunque probabilmente c'è già chi sta arrivando qui in vista delle festività pasquali. Da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchioli e a Sandro Ponchio. Una notizia all'ultima ora arrivata adesso: Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato a San Raffaele di Milano, e quindi può essere una notizia che avrà degli sviluppi, perché era appena uscito da San Raffaele. Un ricovero d'urgenza oggi, insomma, lascia, ovviamente preoccupa. Andiamo a Giavera del Montello, che ci dà un aggiornamento, Christian Arboit, sul rogo di ieri. A te la linea, Christian. Sì, direttore, sarò rapidissimo. Qui con me il sindaco di Giavera Cavallin, che ha appena parlato con i tecnici dell'ARPAV. Che cosa ci può dire, sindaco? Ma posso dire che abbiamo già due analisi che sono state fatte prestissimo questa mattina, dove i limiti di quantificazione sono inferiori ma di parecchio anche, quindi è tutto quanto a posto. Adesso stiamo aspettando le altre due analisi, che sono quelle che poi completano tutti i vari punti che hanno stazionato per fare per prendere i campioni, e quindi, ma però ecco, siamo fiduciosi, perché l'esito di questi due prime analisi è confortevole. Poi, stando anche alla dinamica e al vento che c'era ieri, il fumo che andava, quindi non dovrebbero esserci problemi anche per le prossime due, ecco. Quindi, però manteniamo ancora un po' di prudenza, proprio per verificare cosa. Le prossime arriveranno, credo, oggi nel primo pomeriggio, e dopo si prenderà la decisione di revocare, insomma, la precauzione. Quindi lei consiglia al momento magari di non fare passeggiate post pranzo nei prossimi minuti? Intanto sì, intanto manteniamo ancora le precauzioni, perché finché non abbiamo tutti gli esiti è giusto rispettare appunto quelle che sono state le indicazioni che abbiamo dato già ieri sera. E tra l'altro, però, sulla base delle prime risultanze di questa mattina alle 4:30, lei ha deciso comunque di tenere aperte le scuole che sono qui vicine? Sì, le scuole ci siamo confrontati appunto con la dirigente scolastica, abbiamo deciso di mantenerle aperte, primo anche perché l'analisi delle 6:30 dove era posizionato il rilevatore era proprio qua alle scuole, che sono distanti 200 metri, e quindi, visto che era negativo, abbiamo detto va bene, inutile tenerle chiuse, però una precauzione, non ricreazione, mantenere i ragazzi chiusi e far scuola dentro, insomma, ecco, questo quindi sì. I ragazzi sono rimasti in classe. Grazie sindaco, quindi ci aggiorneremo nelle prossime ore. Intanto, ecco, con Simone Merlo ci riavviciniamo alla fabbrica, alla Debbie Line. In questo momento all'interno c'è anche il titolare dell'impresa che sta facendo un sopralluogo con i vigili del fuoco e i carabinieri. Come ci diceva prima il vicecomandante Giuseppe Quinto, vicecomandante dei vigili del fuoco di Treviso, al momento non si esclude nessuna ipotesi, né quella colposa né quella dolosa, quindi staremo a vedere. Al momento non ci sono segni sospetti, ma tutte le ipotesi sono sul tavolo. È arrivata anche la polizia locale, che sta coadiuvando carabinieri e vigili del fuoco. I tecnici dell'ARPAV, come ti dicevo prima, direttore, sono appena andati via. Quindi con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie, buon lavoro.
Non si fermano le predazioni dei lupi e qui torniamo sull'altopiano. Poni sbranati a Foggia l'altro giorno, ad Asiago domenica è sparito un cane di cui non è rimasta alcuna traccia, quindi comprensibili le preoccupazioni. Vediamo. Nel fine settimana i residenti ne avevano avvertito la presenza. Domenica una famiglia si è risvegliata piangendo l'ennesimo animale domestico vittima di una predazione di lupi in altopiano, una cagnolina di 9 anni. Davanti a casa mia l'altra notte è sparito un cagnolino che l'ha liberato la mattina alle 4, è uscito e dopo un'ora è sparito. E qua continuano a sparire animali. L'altra notte a me avevo fuori... Avevo qua nel mio terreno diversi anche conigli liberi nati fuori, sono spariti tutti perché i lupi passano a randaglio la sera. Sa bene di cosa parla Ernesto Rigoni. Lo scorso anno i lupi hanno sbranato nella sua proprietà 7 animali, tra cui alcuni asini, ferendone altri. Gli asini adesso sono 15 e ogni notte li mette al riparo dai predatori. Lupi che sono scesi anche a valle con avvistamenti a Bassano, nella zona del Motton, come registrano queste immagini che Rete Veneta vi mostra in esclusiva, e a Romano Alto. Sull'altopiano, in particolare nella zona della Val di Nos, si muovono in branco, scendono dalle montagne e si spostano con agilità nel raggio di 60-70 km di bosco. I residenti continuano a ripeterlo: siamo allo stremo, fate qualcosa. Devono ormai prendere gli animali più aggressivi e eliminarli, portarli da un'altra parte. Secondo me devono fare in modo di prenderli con le reti o addormentarli, spostarli, altrimenti qua non si può più andare avanti. Servizio di Chiara Gaiani, scatta il piano adunata del 2024 a Vicenza, ovviamente parliamo di alpini, c'è stata la prima riunione tecnica in cui sono state definite le aree predisposte per l'accoglienza delle penne nere. Vediamo il servizio di Luisa Bertini. Stati generali convocati per organizzare l'adunata degli alpini del 2024 che calamiterà a Vicenza tra le 3 e le 400.000 presenze. ANA provinciale, amministratori comunali, presidente della provincia, ULSOTTO, SVT, AGSM, AIM riuniti per definire i settori e la relativa programmazione, a partire dagli alloggi per l'accoglienza che verranno gestiti in alcune aree attrezzate per l'occasione. Parco della Pace che farà la grande parte del Leone, poi c'è la zona della fiera e poi c'è la disponibilità delle scuole, sia quelle comunali che provinciali, all'interno delle palestre, le quali potranno essere messe giù delle brande. A oggi più o meno valutiamo più o meno 21.000 posti a disposizione. Tra i nodi da gestire quello relativo a viabilità e trasporti. Abbiamo un programma di rafforzamento naturalmente delle corriere, faremo delle bus navetta collegate con Vicenza Est e Vicenza Ovest, dove faremo arrivare i pullman e da lì poi si sposteranno per arrivare in centro città. Sulla zona fiera faremo una domanda ad FS per ripristinare una navetta su rotaia che permetta quindi dalla zona fiera arrivare in stazione Roma e quindi arrivare in centro città. Infine il percorso che vedrà sfilare le penne nere in città e che ricalcherà quello del 1991. E sarà un percorso che parte sostanzialmente da Viale Verona, quindi farà corso San Felice, Viale Milano, e per arrivare davanti alla stazione dove oggi c'è il monumento agli alpini girerà su Viale Roma e arriverà alla fine su Piazza Alcide dei Gasperi, dove sarà lo scioglimento. Bene, 2 minuti di pubblicità e poi torneremo per l'approfondimento e parleremo dei comuni del Veneto rispetto alle risorse del PNRR. C'è chi dice, visti i gravi ritardi accumulati, è meglio non prendere questi miliardi, queste risorse. Su questo ovviamente c'è uno scontro politico, ne parliamo tra pochissimo. Grazie per ora. Eccoci di nuovo in diretta con l'approfondimento di Focus TG. Parliamo di PNRR, soprattutto di che fine faranno questi 209 miliardi che sono
arrivati, si attribuisce il merito, ed è così. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, era allora primo ministro e riuscì dall'Europa a far convogliare queste risorse verso il nostro paese. Convogliare per modo di dire, perché ci sono grossi ritardi a questo punto, c'è anche un po' uno scaricabarile. La Meloni dice i ritardi sono stati anche colpa di Draghi, Draghi dice no, sono stati colpa anche dei precedenti, come al solito. E qui la situazione si complica perché a causa di questi ritardi potremmo anche perdere questa grande opportunità. La Lega, alcuni esponenti della Lega dicono ma tanto vale a questo punto rinunciare a queste risorse. Ieri Salvini ha detto, come ha detto Giorgia Meloni, no, bisogna accettarle, arrivarci a queste risorse e spenderle bene, spenderle correttamente. Quindi di questo parliamo con Marco De Blasis, in Consiglio Comunale ad Oderzo con il Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno De Blasis, grazie molte. E con il sindaco di Spresiano di Fratelli d'Italia, Marco Della Pietra. Buongiorno sindaco. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora sentiamo la vostra opinione su questo, prendere o lasciare in sostanza, cosa ne pensa sindaco? Ma io sono dell'idea che si debba sempre prendere, però cercando anche di prendere correttamente. Effettivamente ci sono dei ritardi, io adesso non sto a sindacare la colpa di chi sia, ecco, di questi ritardi. Il punto è che nel mentre si sono accumulati i ritardi, scusatemi ancora la ripetizione, di fatto la situazione intorno a noi è cambiata completamente, per cui mi vengono in mente solamente i rincari dei materiali. Per l'amor di Dio, adesso si sta andando verso una standardizzazione del costo, però abbiamo avuto degli aumenti negli ultimi periodi, per cui ecco, magari abbiamo già dei fondi disponibili che non riusciamo a spendere perché i conti che si erano fatti rispetto a quei fondi oggi devono essere rifatti così tenendo conto appunto dei rincari e della situazione modificata. Per cui ecco, bisogna assolutamente che tutti quanti facciano la propria parte e intanto si rivedano magari quelle risorse che sono già state destinate e magari, ecco, assieme si veda dove investire quelle che mancano, perché non dimentichiamoci che anche dal punto di vista delle scelte fatte sul dove investire, ecco, non sempre magari i comuni sono stati interpellati, quasi mai, e quindi magari ci troviamo ad avere degli investimenti fatti perché bisogna farli. Poi altra cosa, non dimentichiamoci che il PNRR viaggia molto velocemente e quindi chi, soprattutto i comuni piccoli in questo caso, non ha avuto una programmazione, ma non per propria volontà, anche perché proprio per mancanza magari di risorse, e parlo di risorse umane, non aveva i progetti fatti, chiaramente si è trovato in difficoltà. Per cui ecco, c'è una serie di problematiche che mi auguro vengano risolte e magari che si possa anche prevedere un tempo di rendicontazione un po' più in là, ecco, perché ricordiamoci che il PNRR deve essere messo a terra entro giugno 2026. Esattamente, e ieri sono arrivate notizie da questo punto di vista relativamente confortanti, perché pare che l'Europa sia disposta su alcune di queste voci ad una proroga. Si parla del 2029. Sta di fatto, Marco De Blasis, che anche ieri abbiamo sentito sindaci anche a Focus, la sera Morena Martini, Rossano Veneto, poi ieri Marcello Bano di Noventa Padovana, si lamentavano tutti del fatto che comunque è un percorso piuttosto difficile dal punto di vista burocratico, no? Anche comprendere quelle che sono le regole e i meccanismi del PNRR non è una passeggiata e tutti dicevano, oltretutto abbiamo anche una forte mancanza di personale. Cosa ne pensa? Sì, sono passati quasi 2 anni da quando Conte ha portato
il governo Conte 2 ha portato a casa quei fondi, quindi voglio dire c'era tutto il tempo per, se non altro, capire, no, l'entità e di cosa andavamo incontro. La destra ci ha detto in campagna elettorale che erano pronti, adesso non voglio semplificare, ma voglio dire c'era tutto il tempo, sapevano benissimo, era un'alta probabilità che avrebbero vinto le elezioni, quindi se sei pronto vuol dire che dovevi affrontare, avere gli strumenti per poter affrontare quella che è la sfida più grande che il nostro Paese da dopo il piano Marshall ha a disposizione. E, tra l'altro faccio notare che questo importo di 209 miliardi è raffrontato al piano Marshall è anche più alto rispetto a quel denaro. Chiaramente bisogna fare dei confronti su economie diverse e anni diversi, ma per farvi capire l'entità e quello che è stato il beneficio che poi il piano Marshall ha portato, certo, a uno Stato italiano che era in quelle condizioni. Ma il punto è che intanto è inaccettabile che solo si pensi di non spendere un euro di quel denaro, quindi già il fatto che entri, no, questo messaggio dal ministro Fitto, che ha già dichiarato che, scordiamoci, cioè, le parole di Fitto sono state molto chiare, Fitto è il ministro del governo Meloni. Perché bisogna fare politica? Mi spiegate perché bisogna fare politica? Se mi fa finire di perché parlare, se vogliamo fare politica, allora si parla di politica. Allora, se Sindaco, se mi fa finire di parlare... una serie di fesserie, che metta basta. Al di là del fatto che dobbiamo dire alla gente che è un prestito e non è... allora, 80 miliardi, Sindaco, se mi fa finire di parlare, io non l'ho interrotta, Sindaco. Non facciamo di Conte un eroe, perché qua si sta sbagliando. Se vuole fare politica, facciamo politica. Se vuole fare amministrazione, facciamo amministrazione. Allora, se mi fa finire di parlare, Sindaco, mi fa finire di parlare... per il semplice fatto che se deve fare politica... Scusi, lei con le dichiarazioni che ha fatto non è che non ha fatto politica. Allora uno alla volta, per cortesia, De Blasis, poi torniamo dico che di quei 209 miliardi, 80 sono a fondo perduto intanto, e la differenza sono a tassi agevolati che, se pensiamo agli il 25%, col 40% dato allora al Sud. Faccia lei la trasmissione, Sindaco. Faccia lei la trasmissione, Sindaco. Non faccia politica. Faccia lei la trasmissione, Sindaco. Uno alla volta, prego De Blasis. Faccia lei. No, De Blasis, prego, concluda pure. Ringrazio, direttore. Prego. Allora, questo è il quadro, il cappello politico. Poi parliamo invece di quella che è la responsabilità e la gestione di come devono essere appunto gestiti questi fondi. Allora, il problema non sono i cantieri, il problema sono le risorse, e qui sono d'accordo con il Sindaco, le risorse personali. Allora, Conte a suo tempo, e ha avuto, ricordo, un mese prima che poi cadesse il governo, aveva messo in piedi una cabina di regia per poter creare una sottostruttura di professionisti che non fossero i soliti noti, okay? Una struttura di professionisti che potesse essere di aiuto al territorio, ai comuni che avevano bisogno di progettualità, perché sappiamo benissimo l'endemica difficoltà che hanno i comuni di risorse del personale. Lì è stato gridato allo scandalo, ai problemi, allo sperpero di denaro pubblico e quant'altro. Bene, ora ci siamo trovati dopo 1 anno e mezzo di governo Draghi e 6 mesi di governo Meloni con il fatto che forse sarebbe da fare una cabina di regia. Tra l'altro abbiamo visto anche, diciamo, come sarà strutturata, e sarà forse anche più costosa e più grande di quella che aveva previsto Conte. Va bene, nel frattempo abbiamo perso quasi 2 anni. Ok, quindi adesso io qui mi ricollego al fatto che la Lega ha detto ma forse parte di questi soldi si potrebbe anche non spendere, perché molti di questi soldi sono stati destinati al Sud. Okay? Ma perché? Perché gli obiettivi del PNRR è quella di togliere quegli squilibri che ci sono nel nostro Paese. Questo è l'obiettivo del PNR, che vuol dire investimenti pubblici che vanno a traino di investimenti privati che creano infrastrutture a beneficio della collettività, con dei parametri ben precisi, che sono quelli delle riforme, e quindi transizione ecologica, eccetera. Non è lì la singola infrastruttura, ma tutto deve essere inquadrato in un sistema di progressione e transizione energetica. Questo è l'obiettivo del PNRR. Allora, se non ci sono, se i comuni hanno bisogno di aiuto, che sicuramente lo stanno facendo, lo stanno chiedendo, è lì che il governo deve intervenire. Allora io vorrei essere, e concludo, molto chiaro su questo. Se il governo, e lo sta dimostrando, ha delle difficoltà, okay, qui non è una questione di destra o di sinistra, ma bisogna che tutto il Paese si metta nell'ordine di idee che
ci si deve dare una mano su questo, e il Movimento 5 Stelle, che per una volta non è accusato, perché voglio dire ci mancherebbe anche quello, no? Visto le accuse che abbiamo ricevuto in questi anni rispetto a questi problemi di ritardi del PNRR, è a disposizione per poter aiutare anche il governo su questo, però ci deve essere una trasparenza, una chiarezza su quella che è lo stato di fatto, lo stato attuale del PNRR. Bene, allora vediamo, adesso torniamo ovviamente dal sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, vediamo che cosa si può prevedere attraverso il PNRR sul versante dell'ambiente, nel caso specifico anche della raccolta dei rifiuti. Una rivoluzione nel sistema di raccolta dei rifiuti a Vicenza. I 3 progetti presentati dall'assessorato all'ambiente per migliorare la raccolta differenziata sono entrati in graduatoria al bando promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e finanziati forse integralmente con i fondi del PNRR. Sono 3 progetti importanti, cubano 2,5 milioni e riguardano la realizzazione delle isole ecologiche interrate per il centro storico e poi soprattutto 2 isole ecologiche di quartiere. Avevamo individuato San Lazzaro e San Pio X. Per migliorare il decoro in centro storico saranno realizzate 6 isole interrate con torrette di conferimento provviste di riconoscimento elettronico per una tariffazione più aderente ai consumi dell'utenza. Comunque li realizzeremo perché sono progetti che non impattano sul bilancio comunale ma vanno sulla parte investimenti di AGS-MIM e quindi c'è già l'impegno comunque a realizzarlo. Chiaro che confidiamo nel finanziamento pressoché integrale, questo non lo sappiamo. Quando avremo il decreto del Ministero potremo iniziare magari con la prima isola ecologica interrata, che è un po' un sogno che si realizza. Altro sogno che si realizza, auspicato spesso anche i nostri microfoni dagli utenti, la videosorveglianza sistematica di 16 nuove isole ecologiche nei quartieri ad alta densità abitativa, per contrastare così il degrado dei conferimenti irregolari e l'abbandono selvaggio dei rifiuti. È un passo importante, noi continuiamo con l'autocivetta, devo dire anche che le guardie ecologiche ci stanno aiutando molto a fare cultura, ma evidentemente c'è bisogno di qualcosa di un po' più strutturale, che non sia casuale come a volte l'autocivetta che gira per le città un po' spot, ma sia invece strutturale. Il messaggio è che assolutamente bisogna conferire bene, differenziare bene, non abbandonare. Se lo si fa arriverà la sanzione e noi speriamo che l'educazione arrivi prima. L'assessore all'ambiente del Comune di Vicenza, assessore Siotto. Torniamo dal sindaco di Spresiano Della Pietra perché si è chiesto da più parti, dalla stessa Giorgia Meloni, di rimodulare il PNRR per così venire incontro alle esigenze cambiate nel corso degli ultimi mesi dei paesi rispetto a queste risorse. Si farà in tempo? Sindaco, ci sono anche delle posizioni dell'Unione Europea molto critiche, per esempio con il Bosco dello Sport di Venezia, con lo Stadio di Firenze. Sì, allora guardate, io ho anche il servizio su Vicenza e comunque anche quando si parla di Venezia si parla di grandi centri che comunque hanno possibilità sia di investimento che magari anche di indebitamento maggiori rispetto a quelli che sono i piccoli comuni. Io scusatemi, ma da un comune medio vedo un po' il problema in casa, tant'è che anche l'assessore di Vicenza diceva guardate che se anche non dovessimo avere il finanziamento riusciremo con le nostre forze a portare a casa l'opera, cosa che magari i comuni più piccoli invece fanno fatica a fare. Quando io sento dire il discorso del 40% al sud per il rilancio e via dicendo, francamente così rimango quantomeno perplesso. A me sembra fortemente iniqua come struttura della cosa. Il Sud ha diritto al 40% dei fondi PNRR, in più partecipa anche alla suddivisione dell'altro 60%. Se vogliamo andare a vedere i comuni più virtuosi dove sono, sicuramente non saranno a latitudini tanto basse, diciamo così, però se questo è fare un investimento oculato e pensare di spendere bene i soldi o di ricevere bene i fondi, questo è quello che è stato deciso e ne prendiamo atto. Magari meglio ricordare che io non sono leghista, però non biasimo chi dice forse a qualcosa è meglio rinunciare, perché il debito non è ad personam, ma
alla fine qualora non si riuscisse a mettere a terra il progetto, quel famoso 75% lo dobbiamo dare indietro tutti. Ecco, fatevi una domanda e datevi una risposta. Molto chiaro, Sindaco. Allora andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo in diretta con Focus TG a tra poco. Allora vediamo un titolo della Stampa, tutti i giornali tornano sul PNRR, oggi Fitto sotto assedio, il ministro Salvini si piega alla linea della Premier ma non cede sul ministro degli affari europei. La Lega è critica sulla gestione del piano e chiede che le deleghe siano riassegnate. Sindaco, nel caso specifico di Spresiano lei conta su queste risorse? Diciamo c'è già un piano di investimenti legato al numero di milioni che i comuni dovrebbero ricevere? Ma di fatto a oggi non è che siano usciti 8 miliardi di bandi, questo è giusto che lo ricordiamo, nel senso che vi sono state delle linee di finanziamento piuttosto indirizzate. La prima, faccio un esempio, è stata quella in ordine alle mense scolastiche e agli asili pubblici. Ora, le mense scolastiche io capisco magari in una realtà grande, no? Uno dice bene, ho delle mense scolastiche da mettere a posto, insomma riesco in qualche maniera, ho 20 istituti scolastici, qualcuna da sistemare c'è. A Spresiano ne abbiamo 4 istituti scolastici, siamo messi bene su tutti e 4, capite che non si va ad investire lì così, tanto per fare. Per quanto riguarda gli asili, in Veneto abbiamo penso l'80% di asili che sono paritari, per cui capite bene che andare ad investire per fare un asilo pubblico significa mettere in crisi tutto un sistema che funziona secondo me molto meglio del pubblico. Questo è un esempio, per dire che non tutti i comuni non ci provano neanche a volte. Noi adesso col sociale, tramite l'ambito di Treviso, abbiamo un progetto da circa 1 milione di euro a Spresiano, poi siamo in attesa del famoso progetto globale delle piste ciclabili. Noi come provincia di Treviso avevamo un master plan, mi pare, da 75 milioni di euro da mettere a terra. Quindi sì, ci sono dei progetti, ma stiamo anche attendendo che vi siano le linee corrette per insinuarci con questi progetti, perché tentare per tentare ha anche poco senso. Grazie Sindaco De Blasis. Stessa domanda per Oderzo, su cosa potete contare? Sì, per Oderzo chiaramente uno dei problemi più grossi che stiamo vivendo in questo momento è legato all'inagibilità dei plessi scolastici, di un plesso scolastico in particolare, che è quello delle medie, che oggi 800 studenti sono smistati per poi essere assegnati a dei container. Per carità, container sicuramente di ultima generazione, e non dobbiamo immaginare i container delle navi, per carità, però comunque è un disagio per le famiglie, quindi sicuramente dobbiamo lavorare su quello, e soprattutto il fatto che i licei, so che la provincia ha presentato un bando legato al PNRR che darebbe la possibilità di costruire un nuovo edificio per i licei, che altrimenti rischiamo di perdere anche i licei. Questa è una cosa importante. Io poi volevo collegarmi anche alla questione della sanità, perché col PNRR sono previsti gli ospedali di comunità. Ora, quello della sanità è un aspetto, secondo me, veramente molto molto drammatico, che riguarda il pronto soccorso, che riguarda la lungodegenza, che riguarda gli ospedali di comunità. Anche qui il PNRR ha previsto, se vogliamo, detto in maniera così molto semplice, il manufatto, quindi la costruzione della struttura, però poi queste strutture devono essere governate, devono essere utilizzate, devono essere gestite da del personale, e quindi noi stiamo parlando di investimenti, di denari su investimenti, ma poi ci sono delle spese correnti che devono essere affrontate. Allora noi non possiamo pensare di costruire solo delle scatole vuote, ma dobbiamo mettere in piedi anche una programmazione che permetta di
gestire e governare questi ospedali di comunità sul territorio. Quindi anche l'aspetto della sanità secondo me è un aspetto veramente che va affrontato. Adesso non volevo passare ma sono strettamente collegati secondo me. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora grazie molte. Sindaco, se abbiamo ancora proprio un minuto, se voleva aggiungere qualcosa. No, volevo dire che proprio sulla sanità il discorso degli ATS che adesso stiamo andando anche a perfezionare, abbiamo portato sul territorio parecchi milioni di euro. Il problema è che adesso dobbiamo mettere a terra le opere e abbiamo avuto anche noi degli aumenti di costo, perché lì adesso i tre comitati e la conferenza dei sindaci è riuscita anche a suddividere in maniera corretta gli investimenti, in modo tale che non ci fossero 95 comuni che chiedessero una cosa singola per loro, ma si facesse rete e quindi si andasse proprio a prenderli questi finanziamenti. Il problema è che sapete che i tempi del pubblico, ahimè, non sono i tempi del privato, per cui già solo da quando si dice bene abbiamo il finanziamento a fare l'appalto passano dei mesi, per non dire degli anni. Nel momento in cui cambia il quadro economico, se il cambiamento è diciamo di una certa importanza, si deve rifare l'iter e quindi si allungano notevolmente i tempi. Io, se posso aggiungere solo una cosa, scusi Sindaco, riguardo al fatto che se noi perdiamo i fondi del PNRR, perdiamo anche la credibilità nei confronti dell'Europa. Cioè nel momento in cui dovessimo andare a chiedere ancora qualcos'altro che sia spesa corrente, cioè veramente con quale faccia poi possiamo andare in Europa a chiedere ancora qualcos'altro? Quindi la responsabilità non è solo legata alla capacità e alla bontà dell'investimento, ma anche alla credibilità dell'intero Paese nei confronti dell'Europa, perché se si va in Europa e si dice queste sono le problematiche strutturali, endemiche del nostro Paese, abbiamo bisogno di più tempo o di organizzare diversamente la spesa, ma in maniera credibile e coesa, allora dall'altra parte uno dice vabbè, parliamone, discutiamone, ma se falliamo questa occasione per incompetenza, per incapacità, io temo quello che potrà succedere in questo Paese in futuro. Allora grazie davvero ai nostri ospiti, Marco De Blasis in Consiglio Comunale ad Oderzo con il Movimento 5 Stelle, il Sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra di Fratelli d'Italia. Sindaco, grazie molte, grazie. A presto, grazie De Blasis. Grazie molte a Francesco Ceronna, il nostro regista. In regia con lui oggi c'era Alberto Pivetta. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 e domani ovviamente con Focus TG. Buona giornata.